I cudred, che è un dolce tipico della festa di Pasqua. Ci vogliono 4 uova, 200 grammi di sugna, 1 chilo di farina, una busta di lievito, 250 grammi di latte, la vanillina, 3-4 bustine di vanillina e un po' di armoniera. E lo zucchero, mezzo chilo di zucchero. Iniziamo a sbattere le uova. Uova fresche, uova genuine di campagna, all'aperto, all'aperto. Ora aggiungiamo il latte, E poi la farina. mettiamo un pizzico di armoniera. Aggiungiamo La farina. poco a poco. Fino a ottenere la consistenza giusta desiderata. consistenza. Al posto dell'ammoniaca una volta si utilizzava la buccia del limone? grattugiato. No, l'ammoniaco serviva No, No, al posto sempre. al posto della vanillina. Al posto della vanillina il limone La buccia del grattugiato, la buccia del limone grattugiato. Se era verde era meglio ancora, che faceva più profumo. Fresco, un limone fresco. Limone fresco. Adesso impastiamo con le mani. Le mani. Tutte cose che mangiano qua. Questo è un panarietto. panarietto. Un panarietto. E no, quello ci mandiamo a buona Pasqua, giusto? Prima ci mettevano pure l'uovo nel codurello, ora. Abbiamo La glassa è fatto- sempre preparata sì. con ogni 100 grammi un bianco di uovo. Battute per bene, se no non viene buono. con lo E basta, non ci sbattitore. vuole altro. E poi si passa, si ci Con il mette pennello e la mette la diavolina e si mette in forno ad asciugare al forno basso, che poi si fa raffreddare un pochino, se no la glassa diventa gialla e così abbiamo il Prodotto prodotto finito. ultimato. Pronto per essere mangiato.